Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. La Regione è in allerta gialla per i temporali, a Palermo strade allagate e disagi per gli automobilisti complicati dalla mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone, mareggiate nelle isole, ginostra senza luce e danni a Lipari e Filicudi. Ad Agrigento piove sul teatro, quello che sabato ospiterà il Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno italiano della cultura. L'incidente scatena l'ira di Schifani e non è l'unico caso che mette in crisi l'organizzazione. Malgrado la pioggia arrivata anche a Catania, l'emergenza idrica con disservizi e turni diversi dalle sospensioni programmate dalla società pubblica di distribuzione dell'acqua. Orrore in rete ai domiciliari, imprenditore catanese con una gran quantità di materiale pedopornografico, gente senza scrupoli fa i soldi con queste immagini ignobili online. Sicilia sempre più scollegata dal resto del paese. Aero Italia taglia i voli da Comiso e ne mantiene solo 4. Contemporaneamente sospende le rotte da Trapani Birgi a Cuneo. A Sambuca di Sicilia, piccolo borgo in provincia di Agrigento, ha successo la vendita delle case a 3 euro. Un esempio virtuoso di rinascita e di ospitalità, anche internazionale. Calcio, vittoria scacciacrisi per il Palermo contro il Modena. Al Barbera finisce 2-0 e per il rosanero i 3 punti fanno classifica e morale. Serie C, Catania ha sconfitto in casa dalla Juve Next Gen 2-1, contestato a fine gara. Società, tecnico e giocatori nel mirino. Trapani in silenzio stampa dopo aver perso 3-0 in casa con il Crotone. Il Messina attende le mosse della nuova proprietà. Bentrovati, Sicilia è in allerta gialla nella morsa del maltempo. A Palermo strade allagate, disagi per gli automobilisti complicati dalla mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone. Mareggiate nelle isole, pioggia fino a domani, da mercoledì parziale miglioramento. Marco Cullà. Strade allagate, tombini che saltano, auto impantanate. Il maltempo crea disagi soprattutto a Palermo. In via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un lago. Sempre nel capoluogo le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di buche sull'asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall'amministrazione comunale con interventi tampone. Qui siamo in via Villa Grazia, auto in difficoltà nel transito per via dell'allagamento. Problemi anche in provincia, sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti e poi anche a Partanna, Mondello e Ficarazzi con strade praticamente impercorribili. In città inoltre si registra da mesi il problema illuminazione con molti lampioni in blackout e tante strade al buio, soprattutto in periferia. Maltempo che mette in ginocchio le isole, a Ginostra manca l'energia elettrica mentre a Lipari la mareggiata, come vediamo dalle immagini, ha invaso tutto il lungomare. Violenta mareggiata anche a Filicudi. Fino a domani la fase di maltempo invernale continuerà a interessare la Sicilia. Da mercoledì ci sarà un parziale miglioramento. Nel weekend è invece prevista una nuova ondata di freddo e pioggia. Pioggia anche dentro il Teatro Pirandello di Agrigento, quello che sabato ospiterà il Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno italiano della cultura. L'evento scatena l'ira del Presidente della Regione e non è l'unico caso che mette in crisi l'organizzazione. Luca Ciliberti. Il rimpianto è non avere Luigi Pirandello in persona, lui osservatore e narratore dell'assurdità degli umani. Se fosse stato in vita, chissà cosa avrebbe pensato e scritto sulla pioggia all'interno del teatro a lui intitolato nel giorno in cui la sua Agrigento raccoglie il testimone di capitale italiana della cultura 2025. Le immagini vanno già oltre l'immaginazione. Le gocce che cadono dal soffitto durante un temporale, peraltro neanche di fortissima intensità, bagnano gli artisti della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, che sabato si stavano esibendo con il maestro pianista Enrico Pierannunzi.
Il video registrato in diretta diventa subito virale sui social e la notizia fa il giro d'Italia. Non fosse altro perché proprio in quel teatro sabato prossimo parlerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione del prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura. Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo. Perché i ritardi e le polemiche che hanno accompagnato fino ad oggi la macchina organizzativa, insieme alle ferocissime critiche dopo i segnali stradali sbagliati con 2 strafalcioni in 4 righe, certamente non consegnano l'immagine di una Sicilia impeccabile per pianificazione e preparazione. E nel caso del teatro sott'acqua, poi, la pezza sembra peggio del buco. Dopo il video, il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e che attualmente sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura. I risultati ovviamente non si sono visti. Parole, quelle della Fondazione, che hanno scatenato la reazione stizzita del presidente della regione Renato Schifani per carattere sempre riflessivo e misurato nelle sue uscite pubbliche. La giornata di sabato deve essere celebrata senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del Capo dello Stato. Una frase che ha il sapore di un altro quasi commissariamento, dopo le pesantissime frasi dei giorni scorsi pronunciate da Pietrangelo Buttafuoco, che aveva chiesto a Roma di impugnare tutto per non perdere l'occasione delle occasioni per rilanciare la cultura in Sicilia. E malgrado la pioggia, anche Catania fa i conti con la crisi idrica. La Sidra comunica un sistema di turnazione e di sospensioni, in particolare nelle aree centro-orientali della città, ma i cittadini si lamentano e dicono che i turni comunicati non corrispondono al vero. Tolgono l'acqua alle 10 del mattino e manca tutto il giorno. Desiree Ferlito. Arriva anche a Catania l'emergenza idrica che fino ad ora era rimasta fuori dalla grave carenza che coinvolge ormai moltissimi comuni della Sicilia, che da tempo fanno i conti con l'incubo della turnazione. Sidra, l'azienda che gestisce il servizio idrico, ha comunicato che la persistente scarsità di risorse sta causando gravi disagi, soprattutto nelle aree centro-orientali della città, e che per far fronte a questa situazione sono state introdotte turnazioni e sospensioni dell'erogazione dell'acqua. Sul sito Sidra si legge che dal 10 gennaio l'erogazione dell'acqua segue un sistema di turnazioni con sospensioni programmate dalle 21:30 alle 6:30 del giorno successivo. Non è segnalata nessuna emergenza, ha dichiarato il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, raggiunto telefonicamente. Intanto sui gruppi Facebook della città monta la rabbia dei cittadini. Non è vero quello che ha comunicato Sidra. Il servizio non viene sospeso nelle ore notturne. Nella zona Corso Sicilia l'acqua arriva di notte, alle 10 del mattino la tolgono per tutto il giorno. Da giovedì che andiamo avanti così. E poi ancora, domenica e festivi, rubinetti asciutti, ma il numero verde risponde che non c'è alcun disservizio. Anche l'area centro-occidentale della città è interessata da disagi, sebbene con minor frequenza. Come comunicato da Sidra, le interruzioni saranno occasionali, da 1 a 2 volte a settimana. Da Palazzo degli Elefanti per ora nessuna comunicazione. Intanto Sidra consiglia un uso razionale e parsimonioso dell'acqua per evitare l'aggravarsi della situazione. Orrore in rete, un imprenditore catanese ai domiciliari per detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, sequestrati centinaia di filmati con immagini shock. Tonino De Mana. Gente insospettabile, a volte anche professionisti, che si incuneano nella rete alimentando il lucroso business del mercato pedopornografico. Un imprenditore di 43 anni catanese è stato arrestato dagli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata avviata grazie ad una serie di monitoraggi incrociati finalizzati al contrasto della pornografia minorile. È in questo contesto che nell'abitazione del professionista catanese, naturalmente top secret per non risalire all'identità dell'indagato, sono stati rinvenuti centinaia di file con filmati e foto raccapriccianti con vittime anche in età infantile. Il materiale informatico è stato sequestrato e sarà oggetto di approfondite analisi investigative. Il GIP di Catania ha convalidato l'arresto dell'imprenditore disponendo per l'indagato i domiciliari. Prendevano di mira alcune abitazioni del centro di Adrano, nella Catanese, per danneggiarle e depredarle. Sono 5 giovanissimi, tra i 14 e i 16 anni.
sono stati sorpresi dagli agenti mentre forzavano la porta d'ingresso di una casa con il volto coperto da maschere di lattice. I 5 sono stati denunciati e riaffidati ai genitori. Il Parco Gioielli di Catania resterà chiuso fino al 10 marzo per lavori di riqualificazione già in fase avanzata. Gli interventi, promossi dall'amministrazione comunale, finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica, mirano alla rigenerazione green, verde, di uno dei principali polmoni della città. Resta alta la tensione intorno al sistema sanitario siciliano che non funziona, con disservizi e polemiche. Mentre si attende l'incontro del pomeriggio fra il presidente della regione e il manager di Villa Sofia, Roberto Colletti, l'opposizione attacca e chiede di rimuovere l'assessore regionale e non i manager ospedalieri. Manlio Viola. È il giorno della verità per gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello. Oggi pomeriggio è atteso a Palazzo d'Orléans il manager dell'azienda Roberto Colletti, convocato dal presidente della regione Renato Schifani per discutere delle criticità dell'ospedale Villa Sofia, dove nelle ultime settimane sono stati denunciati disservizi e persino 2 morti sospette sulle quali indaga la magistratura. Un colloquio che nell'immaginario collettivo potrebbe concludersi con provvedimenti da parte della regione. La scorsa settimana infatti Schifani aveva incontrato il direttore sanitario e quello amministrativo. All'indomani di quel breve incontro arrivarono le dimissioni proprio del direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo, poi difeso dalla lettera di 70 direttori di unità operative dell'azienda ospedaliera. Provvidenzialmente, qualche ora dopo la difesa dei primari, una fuga di notizie rendeva pubblici stralci di una riservata al presidente della regione del dirigente generale della pianificazione strategica in sanità Salvatore Iacolino, nella quale si parla della situazione di Villa Sofia, indicando responsabilità non dei medici ma concorrenti responsabilità gestionali che portano all'insufficienza del personale assegnato al Trauma Center e all'insufficienza anche degli spazi dedicati all'area di emergenza. Una fuga di notizie rispetto alla quale Iacolino poi precisa di aver riferito quel che aveva appreso e riscontrato solo in parte e di aver disposto ispezioni che seguiranno. Ma oggi intanto Schifani vede Colletti e cosa emergerà da quell'incontro probabilmente lo capiremo soltanto nei prossimi giorni. Un invito per voi ascoltatori: lunghe attese per prenotare una visita medica, carenza di dottori, ritardi nei ricoveri, ma anche novità positive nei reparti? Ditelo al vostro TG. Scrivete un WhatsApp al 342 74 55 005 del TG Sicilia. Abbiamo già ricevuto diversi vostri messaggi che segnalano criticità. Presto i nostri primi servizi. A Messina è arrivato l'architetto Daniel Libeskind, considerato uno dei migliori al mondo. Ha firmato il progetto del centro direzionale del Ponte sullo Stretto e in Consiglio Comunale ha parlato dell'opera che dovrà unire le 2 sponde. Francesco Triolo. È considerato una delle star dell'architettura mondiale, la sua firma su opere importanti che hanno ridisegnato le città, da Berlino alla City Life di Milano sino allo spazio libero del World Trade Center di New York. Daniel Libeskind è un architetto che va oltre il semplice progetto di edifici e oggi a Messina, in commissione Ponte al Comune, ha parlato proprio del Ponte sullo Stretto, illustrando il suo progetto per la realizzazione del centro direzionale che sorgerà sulla sponda calabra. È una grande opportunità per la connessione della Sicilia al centro del Mediterraneo con il resto dell'Europa, ma investe anche i temi della sostenibilità, dei trasporti, della connessione appunto della Sicilia con l'Europa. Non è soltanto un'opera tecnica e ingegneristica, ma è un'opera che migliora la bellezza e la qualità della vita dei cittadini, perché rende comuni connesse e comunità diverse. Last question for me. L'architettura non è una cosa, la bella architettura, la buona architettura è un qualcosa di eterno e quindi è sempre valido. Probabilmente bisognerà cambiare alcuni materiali che non sono più validi e che vanno aggiornati. L'uso di alcuni materiali va aggiornato.
Il ponte, ha sottolineato Libeskind, sarà un'opera che rivoluzionerà le vie di comunicazione in Europa e tra l'Europa e l'Africa, con uno sviluppo delle comunità locali che farà ricredere anche gli scettici. E per Libeskind ci saranno benefici non solo per la Sicilia, ma per tutta l'Italia. Le persone solitamente sono molto scettiche, ma quando vedono una infrastruttura del genere realizzarsi, siccome cambia la qualità della loro vita, quindi cambiano radicalmente opinione. La Sicilia è sempre stata al centro del Mediterraneo e il ponte la riporterebbe davvero in una posizione centrale di tutta la regione europea. Intanto la Sicilia è sempre più scollegata dal resto d'Italia, c'è un duro colpo per l'aeroporto di Comiso. Aero Italia sospende alcuni voli da scalo militare ad aeroporto civile, ricorderete, sempre al centro di promesse di rilancio, non sembra mai soddisfare le compagnie. Adelaida Barbagallo. Non c'è pace per l'aeroporto di Comiso e dei suoi passeggeri. Lo scalo, sempre al centro di promesse di possibili rilanci economici, considerato complementare a quello di Catania. Nell'estate di 2 anni fa, per l'incendio che si sviluppò nello scalo etneo venne in soccorso di turisti e vacanzieri, subisce un duro colpo. Aero Italia ha annunciato che ha deciso di tagliare i voli lasciando solo quelli con destinazione Roma, Milano, Bergamo e Parma e contemporaneamente ha deciso anche di sospendere i voli da Trapani Birgi a Cuneo. Spariscono quindi i collegamenti Aero Italia dalla Sicilia a Cuneo, Firenze, Bologna e Perugia, città importanti dal punto di vista turistico ma anche per tanti studenti. Una decisione inaspettata. L'annuncio arriva prima ancora di conoscere l'esito del bando da 9 milioni di euro promosso dalla regione siciliana per potenziare le rotte e la connettività del territorio. Una beffa per chi sperava in un rilancio economico grazie allo scalo di Comiso. Travagliata la storia di questo aeroporto, per decenni base militare, negli anni '80 divenne, suscitando grandissime polemiche e manifestazioni, base NATO, ospita oppure delle testate nucleari. Fu riconvertito in aeroporto civile, ma nessuno sembra davvero credere in questo scalo. Dopo Ryanair, adesso anche Aero Italia si defila. Federconsumatori Sicilia tuona. È l'ennesima conferma che le compagnie aeree considerano i nostri concittadini solo come arance da spremere. In Sicilia non c'è un'alternativa all'aereo per raggiungere in tempi ragionevoli gran parte del resto d'Italia e per questo non c'è concorrenza e le compagnie fanno quel che vogliono. Che il governatore Renato Schifani chieda e ottenga un incontro su questo tema con il ministro dei trasporti Matteo Salvini. A Sambuca di Sicilia, che è un piccolo borgo in provincia di Agrigento, ha successo la vendita delle case a 3 euro. Davide Sardo ci illustra. E per noi è molto importante di avere un contatto con la popolazione locale, con un vivo sociale sopra il sistema turistico. Loro sono una coppia di tedeschi che hanno da poco acquistato casa a 3 euro a Sambuca di Sicilia. Adesso hanno anche avviato un'attività lavorativa integrandosi ulteriormente nella comunità. Sono gli ultimi di una lunga serie di stranieri che hanno deciso di trasferirsi nel piccolo borgo siciliano in provincia di Agrigento. Per la nuova avventura con il bando a 4 euro, la possibilità di dare a stranieri e italiani di venire a vivere a Sambuca e di connettersi con questa comunità e noi ovviamente con la nuova comunità che si è via via costituita. E basta partecipare al bando, ci saranno degli immobili messi all'asta che saranno pubblicati nel sito del comune di Sambuca. Non solo stranieri ma anche molti italiani hanno scelto di acquistare una casa nel borgo siciliano. A Sambuca chiaramente ci siamo sentiti, tornando al concetto di inclusione, ci siamo sentiti coinvolti e non solo, anche affiancati nel realizzare questo progetto che ha lo scopo di trasformare e creare dei siti idonei anche per lavoratori a distanza. L'ultimo borgo che ho visitato è stato Sambuca di Sicilia, ero venuto per qualche giorno. In realtà sono 3 anni che sto qui e ho comprato anche casa che sto ristrutturando e nulla, il contatto con la natura, l'autenticità, il fatto che un cane mi abbia trovato, non io che abbia trovato lui, ma lui che abbia trovato me, mi hanno tenuto molto in questo posto che è un posto fantastico. Un esempio virtuoso di rinascita che continua a valorizzare Sambuca facendone un simbolo di accoglienza e ospitalità internazionale. Vi ricordo che dopo il nostro TG ci sarà una nuova puntata di Faccia a Faccia. Ospiti di Roberta Lunghi, la prefetta di Catania, Maria Carmela Librizzi, la cantautrice Grazia Di Michele e la dottoressa Francesca Catalano con la giornalista Valeria Maglia.
per raccontare 20 anni di ANDOS, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Appuntamento dunque con Faccia a Faccia alle 14.30 su questa rete. Adesso facciamo la nostra pausa, tra poco il calcio con la vittoria scacciacrisi del Palermo e il nuovo stop interno del Catania. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, vittoria scacciacrisi per il Palermo, 2-0 al Modena e rosanero che conquistano 3 punti fondamentali per morale e classifica. Marco Gullà. La vittoria che potrebbe consegnare al Palermo un nuovo passaporto. Al Barbera ieri i rosanero vittoriosi sul Modena per 2-0 in un pomeriggio di freddo e pioggia. Brunori e Leduaron hanno steso la formazione emiliana conquistando 3 punti con vista sui play-off. Una prestazione impeccabile quella offerta dagli uomini di Dionisi, bravi a capitalizzare la prima vera occasione con Brunori, lesto a correggere in rete un assist di Ranocchia. Poi nella ripresa il gol di opportunismo di Leduaron. Il Palermo cambia marcia anche nella gestione del risultato, pace fatta con i tifosi. Il Palermo è di tutti, nel senso io l'alleno e cerco di dare il massimo di me stesso, ma come fanno i ragazzi, poi quando le cose vengono bene siamo tutti più contenti ed è più facile, quindi oggi aver vinto è un bel segnale, perché comunque questi 15 giorni non sono stati semplici. Matteo Brunori trova gol e serenità. Finalmente ho parlato con un direttore sportivo vero. Stoccata a De Santis dopo il match e plauso a Carlo Osti. Noi nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti, ci sono stati in questi mesi e i miei compagni sono stati unici, perché comunque nelle difficoltà il gruppo non si è mai sfaldato e quindi sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni. Rosanero domenica di nuovo al Barbera, arriva la Juve Stabia. Catania, sconfitto dalla Juventus e contestato a fine gara. Anche la società, soprattutto il tecnico nel mirino, oltre ai giocatori, e c'è l'ipotesi ritiro. Una stagione al di sotto delle attese e finora 0 punti nel 2025 appena cominciato. Marco Carli. Sconcertante un po' tutto e anche dirompente, nel senso che la frattura fra l'ambiente, la squadra e la società è evidenziata dal silenzio durante la gara e dalla contestazione alla fine testimonia il momento prolungato di difficoltà. Una mancanza di continuità che va avanti in casa Catania dall'estate scorsa, a volte mascherata come nel buon avvio di stagione, a volte dirompente appunto, come in occasione della partita con la Juve Next Gen. Il primo gol dei bianconeri è, e non è la prima volta che succede, il sunto della stagione. Errori, questa volta dell'intera linea difensiva, che vengono sistematicamente puniti. Toscano, che a Benevento aveva parlato dei cambi non all'altezza, al Massimino definisce in questo modo la sua squadra. In questo momento siamo una squadra fragile. Dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, puoi reggere una partita, 2 partite, poi i limiti vengono fuori. Mercato, ritiro, tutte possibilità per salvare il salvabile, ma serve programmare. Certo è che tanti giocatori appaiono spaventati, basta guardare il secondo tempo. In svantaggio il Catania propone la peggior veste, una fiammata con la traversa di Inglese e qualche errore sotto porta, e poi il solito gol preso quasi con rassegnazione. La rete di Lunetta arriva al fischio finale e fra i fischi del pubblico. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame, che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Momento delicato anche per le altre di Serie C. Il Trapani, sconfitto in casa dal Crotone per 3-0, è in silenzio stampa. Il Messina attende le mosse della nuova proprietà. Francesco Triolo. Bocche cucite per una sconfitta che fa male, molto male. In casa Trapani il presidente Valerio Antonini ha deciso di imporre il silenzio stampa a tutti i tesserati, una scelta arrivata dopo il 3-0 rimediato al provinciale contro il Crotone in una partita che avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque per il prossimo futuro del campionato dei Granata. A sbloccare la gara ci ha pensato Giron con un bolide alle spalle di Yukai, dopo 5 minuti il raddoppio con Tumminelle e prima dell'intervallo il tris grazie alla rete di Gomez. Nella ripresa il
Trapani non è riuscito mai a rendersi pericoloso, anzi ad andare vicino alla rete. Sono stati ancora i calabresi con Tumminello, Carnielutti e Gallo. La sconfitta ha riportato a terra chi sognava in grande e adesso c'è da ricostruire morale e compattezza, anche perché i fischi finali sono il chiaro campanello d'allarme. Di ricostruire ha bisogno anche il Messina, che dopo la vittoria fondamentale in trasferta contro il Taranto adesso guarda alle mosse societarie per capire che futuro l'attende. Il tecnico Modica a fine gara è stato chiaro anche su questo punto: occorre che la nuova proprietà, la AAD Invest, dimostri solidità e capacità di intervenire sul mercato. Sono almeno 6 i giocatori che hanno chiesto di andare via. Dopo i saluti del DS Roma, in giornata dovrebbe arrivare in città il procuratore Tateo, a cui la vecchia proprietà si è appoggiata in passato per rinforzare la squadra. Non è escluso che possa essere instaurata una nuova collaborazione con la gente. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.